Zanon, un'analisi, quella di Confcommercio Veneto, principalmente sulla montagna veneta, sul turismo. Qual è l'andamento per singola provincia? Allora, noi ci troviamo a voler analizzare proprio una nostra ricerca che quest'anno presentiamo per la seconda volta, quei territori che anche da parte della quotidianità vengono un po' dimenticati o se non presi solo come macro dato e non certamente analizzati provincia per provincia. Il settore che rappresenta quindi il mondo di Confcommercio, che è legato sia all'ospitalità che è garantita come settore per noi da Confturismo, sia per quanto riguarda tutto il valore aggiunto legato ai servizi e legato allo shopping, fa sì che i dati che vediamo sono dati che vedono un leggerissimo, ma non per tutti uguale, aumento di passo, ma che non è altrettanto valido considerare come la fine di un momento di allarme e la ripresa totale per tutti. C'è molto da fare ed è questo il dato che noi vogliamo portare all'amministrazione regionale, dove bisogna continuare ad avere attenzione per quello che è la possibilità che la regione ha, perché questi territori che potenzialmente sono per noi delle perle non sempre ancora oggi dicono che hanno perso quello stato febbrile che da un po' di anni tutti viviamo come imprese e che noi invece vorremmo trasformare un po' alla volta per quello che è il Veneto in una risorsa per recuperare posti di lavoro e per rilanciare anche imprese e magari farne anche delle nuove. Un dato che comunque si dimostra in linea in tutte le province venete. Normalmente sì, magari qualcuno ha lo shopping più positivo rispetto all'ospitalità pura, qualcun altro può avere la ristorazione che recupera di più rispetto allo shopping, però in generale i numeri che si vanno a vedere facendo la media, che magari poi non corrisponde alla singola impresa, sono che c'è un segnale di più leggerissimo che non arriva comunque a superare mediamente l'1%. Che può essere anche insignificante, magari anche irritante se si dice che dopo tanti anni di vacche magre oggi si dovesse ancora pensare che con l'1% abbiamo risolto i problemi. Però è indicativo della volontà e anche delle scelte che sono state fatte finora, ma non ancora sufficiente. Ne abbiamo bisogno da parte dell'amministrazione regionale, assieme, senza voler chiedere nulla di straordinariamente difficile, di essere considerati per il vero peso che abbiamo e dall'altra parte insieme cercare di trovare le soluzioni, che devono essere soluzioni comunque che poi fanno bene a tutti e non alla singola impresa.